Proprio con Carlo Inghilleri, che lo vediamo proprio in compagnia del signor Chiavegato. Buongiorno a te Carlo, buongiorno al signor Chiavegato. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno a Lucio Chiavegato, ex leader dei Forconi del Movimento 9 Dicembre, indipendentista convinto e fondatore del movimento Noi Veneto Indipendente. Siamo nel mercato di San Bonifacio, servono 14 milioni di euro per finanziare il referendum per l'indipendenza del Veneto, una missione che voi oggi più che mai avete intenzione di portare a termine. Assolutamente sì, è stato aperto questo conto corrente da parte di ZAIEP della Regione Veneto. In questo conto corrente dovranno fluire questi soldi che serviranno per fare questo referendum consultivo per chiedere ai veneti se vogliono essere indipendenti dall'Italia e diventare uno Stato libero. Ecco, però un referendum c'era già stato, un referendum che ha fatto anche discutere, un referendum online. Oggi lo portate sulla carta questo referendum? Passiamo dall'internet, passiamo alla carta, chiedere direttamente ai veneti uno per uno di esprimersi se vogliono avere un Veneto indipendente, e noi appoggeremo questo anche attraverso la nostra partecipazione alle elezioni regionali del Veneto del 2015 col movimento Noi Veneto Indipendente, per portare degli consiglieri indipendentisti dentro la regione del Veneto. Certo che i movimenti indipendentisti sono tantissimi, bisognerà riuscire a fare sintesi, bisognerà trovare un obiettivo comune e decidere se appoggiare Zaia oppure no. Abbiamo già fatto questa sintesi, stiamo già raccogliendo, Noi Veneto Indipendente raccoglie attualmente già 7 movimenti che fanno parte, c'è Luca Zano Cantarutti, Comencini, Agirmo, Guadagnini di Veneto Stato. Siamo già tutti uniti qua e abbiamo aperto a tutti quanti per confluire, per dare una forza decisiva dentro la regione Veneto. Così a pelle qui al mercato, qual è la sensazione? Avete dei riscontri positivi? La sensazione è che la gente è contenta di questo perché ci sono sempre state spaccature e finalmente c'è un'unione di tutti i movimenti e questo lo portiamo avanti per questo. Grazie Lucio Chiavegato, direi che qui da San Bonifacio è tutto, restituisco la linea allo studio.